Oggi torniamo a parlare di bilancio con il ROI, Return on Investment. Come vi avevo già spiegato, gli indici di bilancio sono il rapporto tra due valori di bilancio che ci servono come indicatori per capire una certa situazione aziendale. E vorrei sottolineare, se non fosse stato sufficientemente chiaro nel video sul ROI che trovate qui in alto a destra, che questi indici di bilancio forniscono degli indizi che se presi con superficialità possono essere controproducenti. Capito che dobbiamo dargli il giusto peso, andiamo a vedere che cosa compone il ROI. Il ROI non è nient'altro che un rapporto tra reddito operativo e il capitale investito netto operativo. Tranquilli, andiamo a vedere che cosa significano queste due voci e alla fine della spiegazione vi sarà tutto molto chiaro perché è abbastanza intuitivo. Il risultato operativo è un valore che fa riferimento alla cosiddetta gestione caratteristica, ovvero l'attività tipica di una certa impresa. Per fare un esempio, se io ho un'officina meccanica, riparare auto sarà la mia attività tipica, la mia gestione caratteristica. Il risultato operativo sono quei guadagni che io ottengo a riparare le auto. E mi raccomando, fate attenzione a non confondere utile e risultato operativo. L'utile è la differenza tra ricavi e costi di tutta quanta la mia impresa, mentre il risultato operativo è semplicemente la differenza tra ricavi e costi, ma solo della mia gestione caratteristica, solo quello. Mi raccomando perché non si tratta di una sottigliezza, l'utile netto è fatto di tantissime voci oltre alla gestione caratteristica. Facciamo un esempio, le tasse. Le tasse non sono all'interno del reddito operativo. Poi ci sono ad esempio i finanziamenti, ci sono interessi attivi, interessi passivi che non rientrano nel risultato operativo. Posso avere un capannone e affittarlo a qualcun altro, quindi avere un canone di locazione che non è all'interno del mio risultato operativo. Proprio per questo tenete a mente che sono due cose completamente diverse, utile e risultato operativo. Detto questo arriviamo al denominatore del ROI, ovvero il capitale investito netto operativo. Che cos'è? È semplicemente, in parole povere, quanto si sta decidendo di investire nella gestione caratteristica. Tornando all'esempio di prima, questo numero equivale a quanto decidiamo di investire per riparare le auto durante un intero anno. E attenzione perché per fare degli investimenti servono dei finanziamenti e ci si può finanziare in due modi, con capitale proprio o con capitale di prestito. Capitale proprio è semplicemente quello che conferiscono i soci, mentre il capitale di prestito viene preso in prestito appunto. A questo punto, conoscendo sia numeratore che denominatore, arriviamo a capire che cosa ci mostra il ROI. Il ROI ci mostra quanta ricchezza generiamo per aver investito un euro nella nostra gestione caratteristica. Ad esempio, se abbiamo un risultato operativo di 1000 euro e 50 euro di capitale investito netto operativo, dobbiamo fare 1000 diviso 50 che ci dà 20. 20 che cos'è? Semplicemente per ogni euro investito nella gestione caratteristica noi guadagniamo 20 euro. Detto in altri termini, il nostro ROI rappresenta quanto la gestione caratteristica riesca a generarci della ricchezza. A questo punto però è fondamentale capire quale valore ha questo indice, per il semplice motivo che qualcuno di voi potrebbe pensare che sia incompleto, proprio perché mancano ricavi e costi di tutto ciò che non è gestione caratteristica. Mancando queste voci non si tengono in considerazione altre dinamiche e può benissimo succedere che un'impresa abbia un reddito operativo molto alto, ma poi alla fine dei conti ha talmente tanti costi che l'utile è in negativo. E queste, attenzione, sono cose che succedono continuamente, non sono eccezioni, ma come succede anche il contrario. Ci può essere benissimo un'impresa che fa poco risultato operativo, però ha talmente tanti altri ricavi che l'utile viene gonfiato talmente tanto da essere molto più grande del reddito operativo. E quindi a questo punto vi starete chiedendo, ma qual è l'utilità di questo indice alla fine? Semplicemente bisogna sempre tenere a mente che questo indice misura il business aziendale. Si focalizza sulla redditività della gestione caratteristica lasciando da parte tutto il resto, proprio per capire se quello che fa l'impresa viene fatto bene e porta del reddito. E badate bene che questo è un aspetto importantissimo. Se la mia azienda di grissini fa utili solamente perché io affitto il capannone, sul lungo termine non è un'impresa affidabile. Ritorniamo quindi ad un concetto fondamentale dell'economia aziendale, ovvero la continuità aziendale. La mia impresa, per quale motivo esiste? Esiste per avere continuità nel tempo, per rimanere aperta. Per perdurare nel corso degli anni ha bisogno di avere una redditività stabile, ma una redditività stabile passa per forza dalla gestione caratteristica, ovvero quello che fa tipicamente quell'impresa.
È infatti chiaro che se un'azienda è in positivo solo perché ha dei ricavi che sono estranei alla gestione caratteristica, allora basta un semplice calo di questi ricavi e l'azienda fa caput. Noi ci aspetteremmo che una società che affitta immobili guadagni da quello, ma una società che fa grissini, ad esempio, qualsiasi altro tipo di società, se guadagna principalmente da quello, c'è un qualche problema. È destinata per forza ad andare male perché non può essere un guadagno stabile quello che deriva da cose collaterali rispetto alla nostra gestione caratteristica. Quindi mi raccomando, return on investment. Per ogni euro che ho investito nella mia sola gestione caratteristica, quanto guadagno faccio? Se faccio poco guadagno dalla gestione caratteristica ma ho un utile molto alto, probabilmente le cose non stanno andando benissimo. Ma ricordatevi sempre che un indice solo preso a caso non funziona e vi può dare indizi che sono controproducenti, che vi fanno avere una visione che non è di insieme, che è sbagliata, proprio profondamente sbagliata. Gli indici vanno saputi leggere, vanno presi collettivamente, ne vanno presi più di uno solitamente. Quindi non basate i vostri investimenti su un solo indice, per favore. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate qui sotto i commenti, condividete, eccetera, eccetera. E soprattutto andate su quei canali che fanno finanza personale, chiamiamola così, che analizzano un solo indice e fanno investimenti su quello e ditegli che stanno sbagliando tutto, mi raccomando. Il rendimento è il fatto di rendere, di fornire un utile, una prestazione, un lavoro o un servizio determinato per lo più commisurando il risultato con quanto si è speso, impiegato o consumato per ottenerlo.